Buonasera a tutti amici di Io Compro Siciliano Live, bentrovati da Eliana Chiavetta. Oggi ci troviamo in un posto diverso dal solito. Riconoscete già un ambiente che sa di cucina professionale. Questo perché stiamo per iniziare a svelarvi uno dei tanti corsi che caratterizzano la bellissima realtà della TED. Parliamo di corsi di istruzione professionale ed ecco che qui avremo modo di scoprire quelli che sono i soggetti che piano piano diventeranno i grandi professionisti che continueranno ad arricchire la nostra terra. Come sapete, all'interno del circuito di Io Compro Siciliano Live vi raccontiamo le storie di grandi imprenditori, vi facciamo conoscere tantissime belle realtà, abbiamo modo di sentire le interpretazioni degli artisti. Ecco, qui riusciremo a vedere chi sta coltivando tutto questo per poterlo poi mettere in pratica fra qualche anno, una volta acquisite quelle che sono le tecniche di base dai banchi di scuola e non solo. Abbiamo detto che ci troviamo in una cucina, lo si vede, ed ecco che partiamo proprio da qui. Io inizierò a vagare, vi anticipo, questo pomeriggio andremo in giro per la TED, quindi conosceremo alcuni dei docenti, vedremo alcuni dei corsi più gettonati. Vogliamo iniziare così? Io ve lo dico, non è l'orario giusto per fare questi attentati. Guarda qua che cosa c'è. Io vedo, anche se siamo a maggio, quindi non è proprio il periodo in cui si parla di sfinge, ma mi sembra di riconoscere quello. Professore Giovanni Catalano, buonasera. Buonasera a tutti. E allora le sfinge, essere un siciliano, fare le sfinge, i cannoli, la cassata per noi, insegnare ai ragazzi il mestiere della pasticceria, almeno per me è importantissimo. Io qua ho due ragazzi che seguo già da qualche anno con TED, Carlo, e intanto sta facendo la cottura della sfincia nell'olio, nella prima cottura, che l'olio è un po' più bassino di temperatura, a 140, e poi li finiamo a 180 gradi. Ah, quindi sono due passaggi diversi di frittura. Noi ne approfittiamo anche per rubare qualche informazione, magari qualcuno a casa nel tempo libero vorrà cimentarsi. Ho preparato la ricetta poco fa e ora li sta definendo in cottura, diciamo, li sta finendo di preparare la prima cottura e la seconda cottura tra qualche minuto. Questi già sono dei passaggi un po' più impegnativi. Proviamo a tornare alle origini. Quando un ragazzo si presenta alla TED e inizia il suo percorso di formazione, la primissima lezione, il professore Catalano, alla primissima lezione di pasticceria applicata, cosa dice? Intanto spiego ai ragazzi la realtà del mestiere del pasticcere, del cuoco, che è un mestiere un po' sacrificato, però alla fine le soddisfazioni sono tantissime. Intanto cominciamo sempre con la pasticceria base. Cerco di fare un percorso molto semplice per loro. Durante gli anni, infatti loro sono al terzo anno, faranno anche al quarto, arriveremo a un buon livello. Ricordiamo che non c'è solo pratica, bisogna studiare un po' di teoria, quella giusta che serve per poter fare bene le cose, soprattutto nella pasticceria dove ci sono alcune materie che sono importantissime. Infatti i primi anni quello che spiego io sono le tipologie di farine, se sono meno forti, la tipologia di zuccheri che si usano in pasticceria, come cambiare gli zuccheri, insomma i grassi, come poterli cambiare, sia grassi nobili o meno nobili. Spiegare tutto il percorso e fargli capire cosa stanno usando. Anche perché mi permetto di dire, è vero che dobbiamo stare attenti nel mangiar sano, nel mangiar bene, prenderci cura della nostra salute, ma questo non significa non dover godere della vita e quindi poter mangiare anche un'ottima sfincia, un'ottima cassata, ma so che il professore Catalano per esempio ci tiene tantissimo che gli zuccheri siano ben bilanciati, perché una cosa è mettersi lì in cucina e buttare zucchero a go-go, una cosa è studiare, arrivare preparati e preparare un dolce che sia buono ma che faccia anche bene. No, intanto giusto, io come hai detto tu, praticamente gli zuccheri cerco proprio di bilanciarli il meno possibile, non perché il dolce deve essere dolce. Cambio tipologia di zuccheri, se non voglio solo lo zucchero, per esempio in una mousse come spiegate ai ragazzi, uso del cioccolato bianco e non uso assolutamente zucchero. Già lo zucchero che contiene il cioccolato bianco è sufficiente a preparare una mousse, per esempio, o una crema pasticcera. E tutto questo lo si può imparare soltanto studiando. E infatti, posso dire che questi ragazzi già sono al terzo anno e veramente sono bravissimi. E quindi come funziona una lezione tipo? Oggi vedo di qua sfinge, si parte per esempio, oggi si fa una ricetta e si fa solo quella, quando già ovviamente abbiamo detto c'è qualche anno di formazione, quindi i ragazzi sono anche più autonomi nel poter mettersi anche davanti ai fornelli e nelle preparazioni un po' più impegnative. Esatto, la lezione comincia già in classe
facciamo il ricettario perfetto, spiego tutti i passaggi per esempio della sfinge come stiamo facendo ora. Arriviamo poi dopo qualche ora e mezzo direttamente in laboratorio. Di solito la giornata lavorativa, diciamo tra virgolette, per i ragazzi dura circa 5 ore. Passiamo un'ora e mezza, 2 ore anche in classe a spiegare bene perché possiamo usare questo grasso, perché possiamo usare questa tipologia di oli, perché il punto di fumo è più alto. Insomma, arriviamo al punto di salire in laboratorio e loro già sanno tutto quello che devono fare. Ma dici la verità, professore, si sbuffano un po' mentre sono in classe e vogliono scendere subito in laboratorio? Perché io vedo degli occhietti che dicono quando siamo in classe però che noi... No, Infatti, un pochino. i capricci in classe, però alla fine quando arrivano in laboratorio per loro è la cosa più bella che c'è. Lavorare, capire bene cosa stanno facendo, veramente è la cosa più bella. Anche per me poi è una soddisfazione perché vedo che in realtà abbiamo studiato in classe quelle 2 ore, un'ora e mezza e realizziamo poi nelle successive ore, dico, a me mi rende felice perché dico sono stato bravo magari a spiegare e loro hanno capito benissimo. Anche perché dobbiamo sottolineare che chi si iscrive alla TED è chi vuole imparare un mestiere. Che è proprio la scuola dei mestieri, infatti TED. Non viene un ragazzo che vuole fare un'altra cosa, viene proprio il ragazzo mirato perché vuole fare il pasticcere o il cuoco o l'estetista in questo caso. Dico, c'è un mondo alla TED da imparare, diciamo, per fare questi 3-4 anni insieme ai docenti veramente bravi, ce n'è un bel po', docenti bravissimi. Diciamo che non può accadere, ricordi quando ogni tanto fra i banchi di scuola, a secondo ognuno di noi, c'era chi era più portato in italiano e quando c'erano le lezioni di matematica non riusciva a tenere il passo, chi invece al contrario voleva soltanto i numeri e poi magari durante le lezioni di storia un po' faceva fatica. Ecco, qui invece sai che le materie che studi sono propedeutiche, sono necessarie al mestiere che vuoi andare a fare e quindi non puoi annoiarti, lo fai per passione. L'ho fatto io quando avevo 14 anni perché lo dicevo a mia madre e a mio padre, io matematica magari ero un po' scarsino, dobbiamo dire la verità, e cercavo una scuola dove c'era meno matematica e più una scuola professionale. Infatti ho fatto quello alberghiero e veramente sono stato, io direi fortunato perché ho trovato anche io docenti allora veramente bravissimi. Ovviamente all'interno della TED ci sono corsi più che specializzati che permettono a questi ragazzi di concentrarsi, ma ogni tanto è capitato qualche ragazzo che dalla cucina ti accorgessi che avesse delle dote particolari per la pasticceria o viceversa, qualcuno che dici guarda forse tutta la precisione che serve per la pasticceria è meglio che lasci stare e che vai da... Veramente è al contrario, io al momento sono al TED di Belmonte Mezzagno. E ho insieme ai miei ragazzi, diciamo, ci sono altre classi dove c'è estetica, mi sa, o parrucchiere, non so, una delle due, ora non so bene qual è. E ci sono i ragazzi che sbirciano dalla porta per vedere che cosa facciamo e vorrebbero passare, ogni volta gli dicono al tutore, ma non possiamo passare per fare pasticceria perché è una cosa secondo me che piace, al contrario. Professore, qui il fatto è che siamo tutti golosi. Infatti, brava. La verità è quella. A che punto sono? Quindi quelle sfinge cuociono là piano piano? Ora passiamo direttamente. Carlo, prendi questo qua. Ok, allora io faccio qua un po' di telecronaca, non voglio avvicinarmi all'olio caldo. Quindi si passa da quell'olio che era a 140 gradi a quello a 180 gradi. Quindi da questa... Finiscono la cottura qui, quindi le vediamo. Prima sono un po' più pallide e poi prendono quel colore dorato. Ok, arrivano sull'olio più caldo, qui immagino sia un po' più rapida, però che si fa? Si butta giù? Minuti, sì, lo facciamo direttamente ad immersione. Dopo 5 minuti, non c'è bisogno neanche di guardarli, direttamente 5 minuti. Carlo, tiene qua 5 minuti, vai. Giustamente il professore non è che sta lì a tenere 5 minuti, deve imparare Carlo. Ma allora a questo punto, visto che la ricetta è questa, ti chiedo qual è il segreto, perché a volte in una sfinge la differenza la fa quando non percepisci quell'unto dell'olio che rimane. Come si fa? Qual è il trucco? Allora, intanto deve essere un olio, possibilmente noi usiamo olio di arachidi. Ha un punto di fumo più alto, diciamo, e non... Aspetta, chiediamo perché voi studiate questo e quindi è ovvio. Cos'è questo punto di fumo dell'olio? Allora, il punto di fumo è quando la molecola dell'olio, arrivata a una certa temperatura, comincia a fare il fumo, praticamente si brucia la molecola. Invece quest'olio che ha un'alta temperatura, che può arrivare anche a 200 gradi, mi mantiene, infatti questo a 180 gradi mi mantiene, neanche fa il punto di fumo. Non si brucia. Esatto, la molecola resta perfetta. Quindi il trucco è quello, non fare bruciare quell'olio. Non usavano olio di arachidi, ma usavano lo strutto.
e si sentiva un po', diciamo, questo sapore un po' più pesantuccio, diciamo, di olio. Un po' più importante. Allora noi vi lasciamo qui nei vostri 5 minuti di attesa e facciamo un giro fra gli altri banconi. Buona continuazione. Grazie. Andiamo, sì, rimaniamo qua in zona cucina. C'è qualcosa che vi stuzzica di più? Di qua vedo paste colorate. Io non ho idea di che cosa possano essere e mi sa che crudo non è il caso ancora di assaggiare, magari man mano che andrà avanti. Però sento sfrigolare una padella. Andiamo da quella parte perché sento una padella interessante. Sento odore di burro, vediamo, odore di burro e di una E spinacini croccanti, abbiamo fatto appunto fare sfrigolare un po' di burro, abbiamo aggiunto ai nostri spinacini uno spicchio d'aglio e poi questo ciuffetto di spinacini andrà a comporre il nostro piatto. E questo è il benvenuto del professore Gaetano Guccione, cioè un'accoglienza così la desiderano tutti quanti. Ecco, sì, eccoci qui. Allora, vediamo il nostro Dominic che nel frattempo sta preparando io spengo qui, se no sta preparando dei dischetti che vi faccio vedere. Allora, quindi quello che abbiamo visto poco fa con la telecamera, quella sfoglia, quella pasta che stava tirando con la macchina, serve a fare cosa? Ne abbiamo visto tra l'altro una un po' più giallognola e una un po' più verdina. Un po' più verde, sì. Allora, con quella giallognola abbiamo fatto un disco di pasta e abbiamo impresso sulla pasta una foglia di prezzemolo. Aspetta, professore, lo possiamo girare a favore di camera così lo vedono bene anche tutti quelli che ci stanno seguendo sui canali di Io Compro Siciliano Live. Vi ricordo che ci troviamo in questo momento a Monreale, nella sede di Monreale della TED Formazione Professionale. Quindi la pasta gialla e questa fogliolina come si è impressa lì? Questa viene impressa stirando in maniera molto sottile, uno spessore di circa 2 cm, la pasta, inserendo all'interno una fogliolina di basilico, mettiamo sopra uno strato di pasta e continuiamo a ripetere e stendere la pasta. Lo facciamo una volta da un lato, un'altra volta dall'altro lato per cercare di fare allargare in maniera omogenea, come possiamo vedere qui, la nostra foglia di prezzemolo. È bellissimo, io questo lo appenderei in casa, cioè lo incornicerei in versione un po' più grande, invece si deve mangiare, cioè lo capisco che sarà pure buono, però è un peccato, è tanto bello. Ma poi invece, perché questo andrà a comporre il nostro raviolo aperto ai frutti di mare, quindi noi adageremo. Qui, professore, tutto al contrario, arrivo che c'è già il profumo di burro, io vedo pasta, cose, vedo foglie stampate e poi un raviolo aperto di mare, cioè così a sorpresa ci arrivano queste indicazioni che ci fanno un raviolo di mare aperto. Come cominciamo a fare il nostro condimento ai frutti di mare, se volete, ve lo facciamo proprio in diretta se volete. Possiamo fare una carrellata qui fra questi ingredienti che vediamo, così anche chi è a casa guarda e prova a prendere spunto. Ovviamente non saranno preparati come i ragazzi che voi state formando qui alla TED, però possono provare a capire o mandare qualche nipote a scuola subito, vai ad imparare così poi torni a casa e me lo prepari. Certamente, certamente. Cosa abbiamo qui? Cosa abbiamo? Abbiamo pulito delle cozze, abbiamo tolto il bisso, le abbiamo sciacquate con acqua, poi abbiamo fatto spurgare le nostre vongole, le abbiamo precedentemente scoppiate, quindi abbiamo scoppiato le bivalve mettendo uno spicchio d'aglio, un filo d'olio, le abbiamo sfumato leggermente con un po' di vino bianco, le abbiamo sgusciate e ce li siamo messe da parte. Prima di andare avanti possiamo fare una raccomandazione a casa? Quando usiamo il vino per sfumare non dobbiamo usare quello che sta conservato nel frigorifero da 2 mesi aperto che non sa più di niente, sa solo di aceto, se no anche le vongole sapranno d'aceto. Sì. E 2 consigli da quando sfumate: non lo fate mai fiammeggiare, perché vuol dire che si sta bruciando e quindi darà poi al nostro condimento un sapore un po' brutto che proprio saprà di olio bruciato. Quindi mettere un po' di vino, fiamma bassa, farlo sfumare completamente, perché potrebbe anche darci un po' di acidità che magari può essere anche sgradevole a volte, e farlo sfumare completamente. Quindi niente flambè, quello è un'altra cucina e lo fanno i professionisti in un altro contesto. Poi con i nostri condimenti noi cosa facciamo? Mettiamo la padella, mettiamo un giro d'olio, abbiamo detto che abbiamo pulito le nostre vongole e cozze, mettiamo anche qui uno spicchio d'aglio in camicia che poi possiamo anche togliere, facciamo riscaldare un secondo la padella e a parte ci siamo spellati un po' di pomodorino del datterino. Io uso il datterino perché oltre ad avere una forma allungata che mi aiuta un po' a decorare il piatto, mi dà un sapore dolce che io preferisco sicuramente. Facciamo riscaldare quindi un po' d'olio, mettiamo
il nostro pomodorino nella nostra pentola. E questa cosa di spellare il datterino è ovviamente, si perde un po' più di tempo all'inizio, però quanto si risparmia nel piatto alla fine quando ci sono quelle pellicine che in cottura si levano da sole e poi vagano nei piatti tristi a disturbare? Direi anche è una questione di digestione, perché comunque poi digerire la pelle del pomodoro sicuramente il nostro organismo farà un po' di fatica. Vado ad aggiungere subito un po' di basilico tagliato a julienne, lo aggiungo nei nostri pomodorini e comincio subito ad aggiungere le nostre cozze, e le nostre vongole. Io lo so che avete tutti fame a quest'ora e che state pensando che vorreste che il professore Guccione portasse le sue ragazze a casa vostra stasera per prepararvi questo piatto, ma mi sa che non si può fare questa cosa. Però le ragazze, voi ogni tanto portate a casa questi insegnamenti di scuola e le replicate? Sì, Ma poi ve li chiedono anche, tipo c'è qualche parente che dice mi rifai quel piatto che hai imparato martedì scorso? sì. Il piatto che ti hanno chiesto più di una volta a casa qual è? Non mi ricordo. Uno che ti riesce bene bene? Te lo ricordi? Vediamo, aspetta, chiedo quest'altro piatto di qua. La pasta con gamberetti, pistacchi e panna. Vedi, quindi il pesce comunque ti trionfa sempre, ci abbiamo un debole. Sì, trionfa sempre, poi è la nostra cultura il pesce e devo dire che oltre ad essere un alimento leggero e magari a volte anche indicato per le nostre diete, devo dire che i nostri mercati sono ricchi di pesce fresco e poi ripeto, a volte fare dei piatti con degli ingredienti semplici e freschi ci dà quel sapore in più che magari altri ci invidiano. Ed è quello che poi uno cerca quando va a mangiare fuori, e visto che questi ragazzi si stanno preparando ovviamente per quello che è un percorso professionale, per andare ad essere i cuochi delle cucine che frequentiamo noi immaginiamo una bella costa siciliana dove ti siedi, guardi il mare, godi di un ottimo piatto a base di pesce, bisogna continuare. Un po' di sughetto nel nostro condimento. E quello che hanno lasciato le vongole quando sono... Quello che hanno rilasciato le vongole e le cozze, lo mettiamo, non ci dimentichiamo. Che avete tenuto rigorosamente separati. Sì. E cerchiamo di, saliamo sempre, mettiamo sempre un po' di sale e un po' di pepe. E io già vi dico che il nostro sughetto è pronto, mai stressare troppo il gamberetto. Noi al massimo ce lo tiriamo un pochettino adesso, mettiamo un altro filo d'olio. Io prenderei un crostino, metterei tutto sopra e inizierei a mangiare così, ma dobbiamo aspettare la pasta, lo so. Il raviolo aperto, dovete aspettare il raviolo aperto. Il nostro condimento già è pronto, spengo e poi finiremo il tutto mettendo dei dischi di pasta nel nostro piatto, metteremo il condimento e lo decoreremo con degli spinacini croccanti e del pomodoro confit che abbiamo precedentemente sempre spellato e poi messo in forno a 100 gradi con dello zucchero a velo, cannella, e io amo nella mia cucina utilizzare sempre gli agrumi, ecco, cerco di essere molto legato ai nostri profumi e ai nostri sapori che poi ci aiuteranno a decorare il nostro piatto. Fantastico, è tutto veramente molto interessante. Ora, la domanda difficile è un'altra. Quanti ravioli in un piatto? Professore, perché non mi insegna a queste ragazze a mettermi un raviolo per piatto, perché poi qua ci ribelliamo. A noi siciliani piace mangiare bene, ma piace anche mangiare tanto. Io parlo a nome di tutta la categoria. Sì, allora, visto che mi hai fatto questa osservazione, te ne metto 3 in un piatto, ok? 3 ravioli in un piatto. Non esageriamo, perché poi dobbiamo pensare pure che ci sarà la nostra sfincia, ci saranno anche le altre preparazioni che preparano i nostri colleghi. Quindi a volte un menù, quando è composto da pochi elementi, è perché comunque uno parte da un antipasto e finisce da un dolce, quindi se poniamo il caso mangiamo un antipasto, 2 primi, un secondo e un dolce, vanno bene 3 ravioli. Va bene, mi sono convinta, continuate voi, vi lascio continuare, continuiamo a fare il giro noi, grazie.
E andiamo in fondo alla sala. Che cosa accadrà da queste parti? Intanto, scusate, io lo so che dovevamo cambiare argomento, ma ci sono abbandonate qui delle povere scorze di cannolo. Ora, è giusto lasciarle qui da sole? Se il professore Catalano stava facendo preparare le sfince, sicuramente ci sarà in giro della ricotta zuccherata col cioccolato che merita di stare qua dentro e noi meritiamo di fare un assaggino. Ora, vabbè, vedremo, in qualche modo si risolverà. Comunque andiamo avanti. Sì, non potevano rimanere lì da sole così inosservate. E andiamo dal professore Dario Vernengo, che si occupa di una materia molto particolare all'interno del ramo della cucina, che è quello della pizzeria e panificazione, la materia più importante dopo il lockdown. Quanti ragazzi in più iscritti ci sono stati dopo questo uso smodato di lievito in Italia? Iscrizioni, un'impennata di iscrizioni. È vero o una battuta? No, abbiamo Secondo me è vero. abbiamo una buona affluenza all'interno delle nostre scuole, i ragazzi sono molto partecipi, sono più entusiasti negli ultimi anni di queste materie di tipo pratico e partecipano in maniera molto massiccia, devo dire, sì. Cosa state preparando qui oggi? Oggi con i nostri ragazzi stiamo preparando una pizza al padellino. Pizza al padellino? Che significa? Allora, la pizza al padellino è una pizza che rompe gli schemi comuni della pizza tradizionale classica, così come siamo abituati a conoscerla. La particolarità di questa pizza è che viene fatta fermentare, quindi lievitare, e viene cotta all'interno di un supporto, il cosiddetto padellino, dal quale prende il nome. Questa cosa mi sembra molto bella perché si sporcano molto meno cose. Quando metti a lievitare un qualunque impasto si appiccica di tutto e poi il problema è lavare. Però torniamo alle cose serie. Quindi non è altro che una taglietta circolare rotonda. Questo è un tipo di lievitato che trae spunto soprattutto da metodiche del nord Italia. Negli ultimi anni sta prendendo molto campo anche qui al sud da noi, rivisitata in chiave moderna. Quello che andremo a realizzare oggi appunto è questa pizza al padellino, che è un prodotto molto versatile, nel senso che si presta bene come accostamento a un drink, quindi per un aperitivo, piuttosto che per un entrée, diciamo, alla carta. E come funziona? Resta così, è imbottita dentro, si condisce sopra? Nel senso che questo tipo di prodotto solitamente va condito all'uscita. Quindi molti sfruttano questa pizza particolare per riprodurre le così famigerate pizze gourmet. Quello che cercheremo di fare un po' oggi. Qui dobbiamo imparare a diventare dei grandi professionisti e quindi queste ragazze devono avere una marcia in più e questa pizza al padellino per esempio può essere un esempio. Salmone, pomodori, cosa abbiamo qui? Allora, Un sacco di cose fresche che danno già colore e fanno venire voglia di mangiare ancora di più. intanto di comune accordo con il collega Cuccione stiamo continuando, diciamo, la linea di mare. Lui sta cucinando qualcosa con il pesce, anche noi stiamo continuando questa linea. Ovviamente non nella pasticceria per tranquillizzare i chiacca. Allora, per la farcitura di questa pizza stiamo utilizzando del pistacchio di Bronte, un pesto di pistacchio di Bronte, del salmone affumicato. L'avete fatto voi anche il pesto? Sì, del salmone affumicato, una spuma di formaggi, della burratina, pomodorini colorati, gialli, rossi, arancioni, un pochettino variopinti, del lattughino per dare un po' di freschezza e poi guarniremo il tutto con dei fiori edibili e delle zeste di limone, sempre per ritornare, diciamo, agli odori, ai sapori della nostra terra. Il procedimento, la nostra alunna Eleonora ha già versato l'acqua. Dove? Ah, nella planeta. All'interno dell'impastatrice, sì, è un'impastatrice a spirale. Inserirà la nostra biga, che è un preimpasto. Per realizzare questo tipo di pizza abbiamo bisogno di un preimpasto di tipo Ok, solido. quindi qui abbiamo quello che avremo dopo, già il modello fatto, questo è l'origine. Prima di tutto questo era così. Illustreremo, sì, i procedimenti. Questo è un preimpasto. Eleonora, siamo tutti con te. Allora, ha inserito l'acqua nell'impastatrice. Cioè, lo confermo. Partiamo da una biga che è un preimpasto di tipo solido. Partiamo 16 ore prima. Abbiamo bisogno di 500 g di farina di tipo 0, 250 g di acqua molto fredda, 5 g di lievito di birra fresco. Impasteremo in modo grossolano per poco tempo e lasceremo fermentare per 16 ore a 18 gradi circa. Successivamente abbiamo bisogno di altri 500 g di farina, sempre di tipo 0, 500 g di acqua molto fredda, al momento ne stiamo utilizzando 400, altri 3 g di lievito di birra, 22 g di sale.
Il procedimento: inseriamo 400 grammi dell'acqua di ricetta all'interno della nostra impastatrice, spezzettiamo la biga all'interno Perché si spezzetta? per facilitare l'impasto, così sarà meglio assorbibile poi dalla farina che aggiungeremo successivamente. Accendiamo l'impastatrice, Ok, siamo in tanti. ovviamente, che servirà da starter al preimpasto che abbiamo fatto fermentare 16 ore prima, quindi in questo modo avremo un impasto indiretto perché va realizzato in 2 fasi. Accendiamo l'impastatrice. Dopo circa 8 minuti di impastamento, da quando cominceremo a inserire la farina a pioggia e otterremo un impasto liscio e omogeneo, la cosiddetta zucca, possiamo inserire il sale e i restanti 100 grammi di acqua che avevamo messo da parte, molto fredda, e la inseriremo a goccia. Questo tipo di tecnica sarà molto importante, servirà a fare aprire e chiudere la maglia glutinica dell'impasto, così da incamerare aria, considerando che stiamo realizzando un impasto molto idratato. Qui siamo circa al 70% di idratazione. Noi possiamo tornare anche dopo, professore, così vi lasciamo aspettare questi 8 minuti e fra un po' torniamo. Grazie e buona continuazione. Allora, non ve l'ho detto, ma di corsi alla TED ce ne sono veramente tanti e non riguardano solo ed esclusivamente la cucina. Ci sono tantissime professioni che si può scegliere di fare nella vita, ecco perché alla TED c'è il corso di operatore della ristorazione, della trasformazione agroalimentare, l'operatore alla riparazione dei veicoli a motore, ancora di impianti termoidraulici, l'operatore elettrico, l'operatore informatico, l'operatore grafico, ma non solo, perché adesso usciamo dalla cucina perché vogliamo raggiungere un altro reparto dove sappiamo, non so se le telecamere di Io Compro Siciliano l'hanno già inquadrato, sono in corso in questo momento delle altre lezioni che riguardano gli operatori del benessere, quindi parliamo di acconciatore ed estetica. Sono 2 corsi che permettono ai ragazzi e alle ragazze di diventare appunto professionisti di questo settore. Noi adesso li stiamo raggiungendo per vedere come va, poi torneremo ancora una volta in cucina. Vi stiamo mostrando in pratica 2 dei corsi più gettonati della TED, ma ovviamente contattando la TED potete sempre scoprire di più di quello che è il corso che è più vicino a quelle che sono le vostre ambizioni, a quelle che sono le vostre attitudini, perché poi appunto tutto parte da quello che volete fare nella vita, che i ragazzi vogliono fare. Allora noi continuiamo, ecco, già per esempio questi manifesti ci permettono, questi roll up ci permettono di vedere le diverse i diversi incarichi, ma stiamo vedendo arrivare il direttore Tony Marfia. Ci salutiamo col gomito? Ok, intanto grazie per averci accolto qui all'interno della TED. Grazie a voi per l'opportunità che ci state dando. Stavamo raccontando un po', abbiamo fatto una panoramica dei vari corsi, oggi ci troviamo qui prima di tutto per ricordare che sono aperte le iscrizioni. Ancora oggi le iscrizioni ai nostri percorsi sono possibili. Come avete potuto notare, noi siamo una scuola dei mestieri, una scuola riconosciuta a livello nazionale per proprio i percorsi di istruzione e formazione professionale. Ci occupiamo di trasferire le competenze al fine di imparare un mestiere ai nostri alunni. I mestieri principali che noi attiviamo annualmente sono i corsi di cucina, corsi di pasticceria, di panetteria, il corso di pizzaiolo, estetista e parrucchiere. Da quest'anno abbiamo proposto una grande novità, che sono il percorso di Game Developer, che è una figura nel mondo dell'ICT che è un ibrido tra un programmatore e un grafico, che crea appunto giochi per i cosiddetti videogame. Si passano tante ore davanti al computer, davanti ai videogame, per chi è veramente bravo può diventare anche un mestiere se ci si impegna a capire come si sviluppano, non soltanto da fruitore, quindi. Certo, poi fra l'altro è un'industria che fattura svariati miliardi nel mondo, ha bisogno sempre generalmente sono appunto ragazzi che programmano giochi proprio per il fatto che nascono ormai con il videogame in mano. A chi si rivolge quindi la TED, a chi si rivolgono tutti i corsi della TED? Allora, i nostri percorsi di istruzione e formazione professionale si rivolgono ad alunni che vanno dai 13 ai 17 anni, cioè quei ragazzi che escono dalla scuola media, quindi 13enni, o che durante il loro percorso, pur avendo frequentato altri percorsi di studio, scelgono poi nella vita che non fa per loro e quindi preferiscono imparare appunto un mestiere.
E quindi questo è il luogo dove imparare un mestiere però in maniera strutturata, perché ci sono dei percorsi integrati che prevedono, abbiamo già visto anche con la cucina, si passa dalla teoria alla pratica, è una formazione complessa e ben strutturata, tutta mirata a rendere questi ragazzi dei professionisti. Certo, è così anche perché dico, noi garantiamo sempre e comunque la passerella verso le scuole statali, quindi loro devono poter essere in grado di, se scelgono di passare di nuovo nella scuola statale, di avere quelle competenze che gli permettono di fare tranquillamente un percorso di quel tipo. Da noi si studia italiano, storia, geografia, matematica, tutte le materie teoriche che vengono insegnate nelle scuole statali vengono anche insegnate da noi, e in più noi diamo quella parte di pratica che gli permette poi di poter imparare appunto il mestiere. Direttore, noi stiamo vivendo, ovviamente non possiamo negarlo, un momento storico molto difficile, molto particolare, dove il mondo del lavoro ne ha risentito veramente tanto. C'è stata ancora un'adesione maggiore di chi ha sentito ulteriormente la necessità di trovarsi pronto, magari prima di quanto potesse immaginare, prima di tutta questa pandemia? Allora, noi quello che abbiamo notato e la nostra esperienza è comunque che gli allievi continuano a iscriversi ai nostri percorsi, si iscrivono, non abbiamo avuto nessun calo rispetto all'anno scorso. Certo è stata dura per gli allievi, specialmente nel periodo in cui si era completamente in didattica a distanza. Adesso grazie alle istituzioni siamo al 70%, quindi i ragazzi sono più felici di venire qui a scuola piuttosto che fruire una lezione in DAD. Eh sì, c'è una gran differenza, però avete garantito anche in quel momento la formazione ai ragazzi, seppur a distanza. Sì, sin dal primo giorno da noi i ragazzi non sono mai stati fermi, sin dal primo giorno, dal primo DPCM i ragazzi sono stati messi nelle condizioni di poter seguire il percorso in didattica a distanza. Io questi li devo leggere perché sono tanti, per fare un riepilogo un po' delle sedi, perché noi ci troviamo qui a Monreale in via Manfredi, ma a Palermo ci sono 2 sedi, una in Corso dei Mille e una in via Caduti sul Lavoro, ce n'è un'altra a Misilmeli in via L'Europa, a Belmonte Mizagno in via Michelangelo Buonarroti, a Carini in via Pascoli, a Corleone in contrada Punzonotto, a Castelvetrano in via Campobello. Siete ovunque! No, non siamo ovunque, non siamo. Si può fare di più. Si potrebbe fare di più, ma per noi va bene così. Noi non abbiamo intenzione di aprire altre sedi, ci fermiamo con questo è il nostro assetto, lo manterremo e cerchiamo di dare il meglio appunto per i ragazzi. Come potete notare, la nostra struttura e tutte sono così, sono molto strutturate per la fruizione degli allievi, poco per la parte amministrativa. Preferiamo spendere molto di più per gli allievi che per i dipendenti. Già questo la dice lunga su quanto ci teniate ai vostri ragazzi. Sì, ci teniamo tantissimo. Grazie direttore Marfia, noi possiamo continuare a spiare? Grazie. Magari ci rivediamo dopo, chi lo sa. Intanto cambiamo zona e andiamo a vedere, qui ci si fa belle, mi sa che qui ci si fa veramente belle. E allora mi avvicino qui dalla professoressa Maria Pipitone. Professoressa, buonasera, come va? Bene, bene, le ragazze stanno eseguendo un semipermanente. Quindi qui si parla di estetica e questo può riguardare vari ambiti. Qui vediamo... Allora, qua c'è un'esecuzione di semipermanente, siamo arrivati alla stessa. Nel frattempo la ragazza sta facendo un make-up naturale dai toni neutri, perché comunque la ragazza è giovanissima, quindi ci teniamo in maniera naturale. Ecco, questi sono dei percorsi. Io immagino che in questo campo ci saranno un sacco di richieste da parte delle ragazze. Assolutissimamente sì, semplicemente anche loro sono entusiaste comunque di fare questo percorso, soprattutto per le unghie, per il semipermanente. Spesso viene chiesto anche il gel, che va tantissimo di moda ultimamente, il make-up anche tantissimo, infatti loro... Sentivo qualche considerazione in arrivo sul gel.
Sì, il gel è molto, molto richiesto, sì, sì. Ma loro devono partire dalle basi, perché senza le basi non possiamo arrivare alle altezze. E questo mi sembra importantissimo. Adesso torniamo per vedere poi a che punto arrivate con il make-up e qui con le mani. Vediamo una mano nel fornetto. Anche qui ci sono i fornetti, però sono diversi da quelli che abbiamo visto poc'anzi in cucina. E andiamo subito dal professore Franco Lococo, che è docente di acconciature. Buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Siamo arrivati in tempo, appena finito lo shampoo, capelli lunghissimi. Abbiamo finito lo shampoo in realtà, ma abbiamo fatto un bel lavoro qua con Noemi, che è secondo anno. Abbiamo fatto balayage, adesso non si vede, lo vedremo appena sono asciutti. Tecniche fatte a mano libera. Per chi magari c'è qualcuno a casa, immagino anche quello dice che cos'è il balayage? Il balayage è avere delle sfumature di colorazione dal più chiaro al più scuro con diverse tonalità. Perché ormai questi capelli piatti non li vogliamo più vedere un unico colore. L'unico colore è moda, no? Adesso ci avviciniamo con l'estate, sono molto più belli e luminosi e noi a questi ragazzi stiamo insegnando queste tecniche per lavorare, uscire fuori da questo mondo, insomma, loro di passeggio, invece di passeggiare vengono a scuola. Comunque ora, al di là della battuta, i ragazzi vengono qua a scuola, stanno imparando un mestiere, stiamo cercando di dare il nostro massimo come esperti in questa materia. Ovviamente immaginate che questi ragazzi cominciano dal primo anno che non sanno neanche cosa fossero i capelli, lo immaginano, no? Magari fare lo shampoo, fare la piega per loro è una cosa semplice, poi si accorgono in realtà che non funziona così. La base di questa scuola ha tutti gli studi, compreso le materie più importanti che sono la chimica estetica, la colorimetria che è studiato sul capello. Intanto io posso chiedere dietro, possiamo spegnere un secondo il phone anche se c'è una piega in corso? Ecco, così sicuramente chi ci sta seguendo, chiedo scusa, 5 secondi di pausa così torniamo a quello che stavamo raccontando. Stavo dicendo che questi ragazzi imparano intanto le tecniche nostre di lavorazione manuali, no? Studiano anche chimica estetica, colorimetria. Cosa sono? Sono quegli studi fatti sul colore dei capelli, no? Quando descriviamo i capelli non diventano quel colore che magari vediamo nelle tabelle di colorazione, sono queste qua. Vabbè sì, abbiamo dei riflessi molto non desiderati, no? Allora a questo punto dobbiamo usare le tecniche di colorazione per eliminare i riflessi indesiderati. Questi riflessi indesiderati li stiamo facendo all'interno di questo laboratorio con i controcolori, perché studiamo colorimetria, hanno la stella di Oswald, dice a casa cosa sta parlando, è una stella... La stella di? Di Oswald. Non è altro che una contrapposizione di colori, uno con gli altri che si annullano. E avere quegli effetti molto desiderati e che non sono quei lavori che si vedono di scarsa qualità in giro, tipo capelli arancioni, giallo pulcino e roba varia, no? E insegniamo già la base di questo, che è uno dei lavori più difficili da fare in parrucchieria. Poi questo già Ma arrivano anche con delle richieste, perché immagino che anche guardando sui social, guardando tante icone che arrivano ad avere magari dei tagli, dei particolari. Con dei tagli o delle colorazioni, dove poi noi invece gli insegniamo che non funziona in realtà così. Le richieste sì, ce le fanno, le clienti che loro poi andranno in parrucchieria a fare lo stage, quindi il secondo, terzo e quarto anno. Questi clienti che arrivano in parrucchieria con il telefonino li voglio così, ma noi abbiamo a che fare con i visi, le persone, se uno è diverso dall'altro e non a tutti potrebbe stare quel taglio della Belen o qualche altra. Certo, perché quel taglio sta a quella ragazza, a quell'attrice che ha quell'incarnato, quel colore di base. Insegniamo qua a essere veramente dei professionisti e studiare vero colore della pelle, occhi, viso e colori da accoppiare e tagli da accoppiare sulla geometria del viso. A quel punto poi gli facciamo rendere conto che effettivamente è come diciamo noi quindi dobbiamo fare gli stilisti. Siamo quei curatori d'immagine che escono da queste parruccherie. Loro da qua incominciano a imparare questo mestiere, cominciamo col primo anno con gli shampoo, piano piano le pieghe, e comincio a abituarli a stare all'impiedi, a non usare i cellulari. È un lavoro faticoso, anche fisicamente. Anche mentalmente. Perché mentalmente? Quindi il vostro da professori è difficile mentalmente. Mentalmente sì. Però poi ci riusciamo, io sono contentissimo perché il primo anno poi riusciamo a inquadrare questi ragazzi e li dobbiamo portare il secondo anno nel mondo del lavoro, dove la gente vive di lavoro e non puoi giocare col cellulare.
E ci siamo riusciamo a farli stare all'impiedi, a conoscere tutte le tecniche, quindi dare una mano al parrucchiere quando li portiamo allo stage per fare lo shampoo, per fare la piega, per fare le colorazioni, quindi già ce li abbiamo pronti per arrivare al lavoro. Tra l'altro è un settore dove c'è sempre più richiesta, perché qualche tempo fa, fino a qualche anno fa, ci si andava dal parrucchiere quando c'era l'occasione, quella volta al mese per fare il colore e tutto quello che serviva. Oggi invece c'è un'abitudine ad essere sempre più curati e quindi questi capelli vengono curati molti di più e servono dei ragazzi preparati. Ho 4 anni di studi tra la teoria e la pratica per avere una qualifica, più lo stage che andranno a fare nelle parruccherie, e poi io consiglio sempre di continuare almeno un altro anno, 2 anni dentro altre parruccherie e farsi l'esperienza, ma perché una volta il parrucchiere era quello che tagliava i capelli e fino lì, no? Oggi no, oggi la cliente esige qualcosa di diverso, io ti devo cambiare il viso, devo farti uscire con un bel sorriso all'interno della nostra parruccheria. A quel punto è cambiato il nostro lavoro, non sei più le parrucchiere delle forbici, te li taglio, arrivederci, buonasera, come è venuto, no. Adesso io devo riuscire, con quello che stiamo studiando, cambiare i visi e portarli tutti ovali, far uscire veramente questi clienti con dei bei sorrisi all'interno delle nostre parruccherie, perché quando ti guardi allo specchio ognuno di noi ha l'autostima, no? E come si fa ad insegnare? Cioè, ci vuole un po' di psicologia per approcciare poi i clienti? Sì, anche della psicologia. Gli insegniamo a questi ragazzi come devono approcciare la cliente che viene con la foto di Belen e dice me li faccio così e la devi... Poi magari un po' diversa da Belen in tutto il resto della cliente. Da Belen la devi convincere a non essere come quel taglio non va per lei. Io lo provi un attimino, gli fai vedere che non è così e poi fai tu. Ma fai tu da esperto, dando qualche indicazione, dici guarda così è molto meglio, si convince e dici vabbè faccia lei. A quel punto faccia lei il professionista, no? Ne possiamo approfittare per chiedere un consiglio, visto che appunto stiamo andando incontro all'estate, quest'estate 2021, qual è il taglio che va più di moda, quali sono gli effetti? Quest'anno sembrerebbe che vada di moda, dico sembrerebbe perché con la pandemia, con quello che è successo, si è rallentato un po' tutto, dalla moda ai vestiti anche ai capelli. Diciamo che siamo rimasti sul bob, no? Taglio bob, però non tutti lo possono. E poi prima si chiamava caschetto, poi è diventato bob. Più corto e lungo, sì, è fatto così. Delle colorazioni fatte sui marroni. Ovviamente non si possono fare neanche a tutti, perché dicevo c'è il discorso del viso, di vedere una serie di colori da abbinare anche alla tipologia della pelle, alla morfologia che ognuno di noi ha, però quelli di tendenza sono quelli, sono rimasti credo dall'anno scorso più o meno questi, qualche taglio corto, molto sbarazzino. Io pensavo fossimo tutte ormai con i capelli lunghissimi, visto che purtroppo per tanto tempo le parrucchierie sono rimaste chiuse, quindi c'è stata una crescita smodata. Che è diminuita insomma, la pandemia, incominciamo ad avere di nuovo un approccio con i nostri clienti, anche rallentate, però lo stiamo rivivendo tutti. E anche qui ci si è resi conto di quanto fondamentale sia questo mestiere e di quanto sia veramente uno dei propri migliori amici, il proprio parrucchiere. Quello che dicevo prima, io mi alzo la mattina, ho l'autostima, no? Mi piaccio allo specchio, se mi piaccio vado ovunque, se la mattina non mi piaccio forse sono triste, non riesco a concentrarmi. Il nostro mestiere è questo, no? Sia barbieri che parrucchieri per donna, e rendermi la mia sicurezza quando mi guardo allo specchio. Io sono bello e vado sul sicuro, cioè mi piaccio, no? Io vorrei il professore come motivatore la mattina quando mi sveglio, perché è contagiosa questa autostima. È vero, eh? Sì. Ma funziona così, no? Bellissimo, beh, già mi sento meglio. Allo specchio io sono bellissimo, oggi vado, sono sicuro di me. Io faccio i capelli, sono orrenda, ho fatto brutto lavoro, la mattina mi sveglio e mi tiro i capelli e dico mamma mia che mi sento brutta, non mi vedo. Ragazzi, imparate a farci bellissime. Non vi concentrate neanche nella giornata di lavoro, no? Anche la scelta dei professionisti è questa. Non vi affidate mai a chi non ha studiato, il sapere esce dalle scuole. Ecco perché questi ragazzi fanno veramente sacrifici a venire a scuola e studiano 4 anni e poi ne studieranno altri 4, forse in un'altra parrucchieria o altre parrucchierie, per essere veramente esperti. Se poi io mi metto in mano a chi non è professionista, ovviamente i danni me li piango. E poi si corre ai ripari. Io non mi piaccio, e se non mi piaccio manca a lavorare vorrei andare. Assolutamente no, però poi quando ci sono i danni si corre ai ripari dai professionisti che sono quelli che hanno studiato. Noi siamo preparati e stiamo preparando anche loro come risolvere i danni. Quello è un altro problema.
fare gli aranci, come levare i capelli che sono venuti verdi, o sono venuti violacei, o l'altro colore, li voglio naturali. E allora qua studiamo questo. Grazie professore, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Adesso asciugate i capelli alle ragazze che se no sono guai. Andiamo a vedere come è andata qui. Professoressa, possiamo vedere come va? Sì, la ragazza sta facendo l'ultimo passaggio di colore per intensificare il colore e poi farà la chiusura, cioè significa lo step finale e il top coat conosciutissimo. Per sigillare il tutto. E qui con il trucco, quello mi metto di qua così diamo spazio anche alla camera per arrivare. Ok. Professoressa, venga di qui con me, ok? La ragazza sta intensificando il colore sotto la rima ciliare con un marrone, appunto perché comunque ci stiamo tenendo sui toni neutri, quindi sul marrone, dorato, e sta sfumando piano piano la matita, la sta aggiungendo e piano piano la sfuma. La possiamo fare girare un attimo a favore di camera dall'altro lato così vediamo, ecco. Sì, ancora non è ultimato, manca il contouring, l'effetto luce, il rossetto. Ci vuole un po' per fare un trucco bene. Ci vuole molta pazienza, sì, ma soprattutto comunque accontentare le clienti, riconoscere alcuni difetti e andarli a correggere, la correzione delle sopracciglia. Anche qui si deve riconoscere la caratteristica di ogni singolo viso e quindi il professionista deve studiare a lungo per essere in grado di valorizzare al meglio qualunque specificità di ogni individuo. Sì, assolutissimamente sì, non tutti abbiamo lo stesso viso, infatti andiamo a studiare le tipologie di viso, allungato, rotondo, quadrato, in modo tale che così anche le ragazze riescono a un attimino individuarlo e andare a fare le giuste correzioni. Grazie e ancora buon lavoro. Grazie. Torniamo in cucina perché noi abbiamo lasciato il raviolo in sospeso. Ora ok essere belli, però a stomaco vuoto poi diventiamo tutti un po' più bruttini. Allora no, scherzi a parte, torniamo dall'altro lato anche perché vogliamo vedere che cosa sta accadendo. Abbiamo lasciato il professore Guccione che stava preparando i ravioli. Dobbiamo anche vedere che cosa stava accadendo con le sfinge, quindi capire se le hanno già fatte ripiene con la ricotta e preparatevi. Siete sicuri che volete entrare? Perché io non riesco col trasferimento della materia, ancora con Io Compro Siciliano non ci siamo attrezzati, ci arriveremo. Siete sicuri? Perché là c'è una quantità di cose meravigliose. Vai lì, guarda lì che cosa c'è dritto al centro, lo so, non c'è bisogno che ti spiego che cosa siano perché c'è un tripudio di dolcezza e di sicilianità che fa girare la testa. Professore Catalano, cos'è questo attentato alla nostra prova costume a metà maggio? Dall'altro lato, ora l'abbiamo riempiti, magari questo abbiamo fatto un bel piatto di una scomposta di cannolo, diciamo, ricotta da bucce di cannolo e delle sfincettine più piccoline per fare questo tripudio siciliano, diciamo, sfince e cannoli. È meraviglioso anche cioè se uno dice la sfinge è già bellissima di così, il cannolo è già bellissimo di suo e invece in questo piatto c'è l'impiattamento delle cose bellissime, vi siete superati. Ok, grazie. Abbiamo fatto quello che fanno i ragazzi, diciamo, per le lezioni che facciamo tutti i giorni. Allora, se non fosse che siamo in regime anti-Covid e che io sono l'unica senza mascherina, lo sapete cosa ci sarebbe da fare, ma non lo faccio perché c'è col microfono direttamente. Lo chiamano gelato, io farei così e andrei avanti. Vado di là perché mi aspettavano in zona cucina. Come si fa a resistere a tutto questo? Professore? Sì, ci sono. Allora, io mi metto di qua così. Allora, noi abbiamo buttato giù i nostri dischi di pasta fresca. Adesso li stiamo, perché questa è una pasta tirata sottilissima, quindi ha bisogno di qualche secondo di cottura. Li vado a accoppare, così mi entrano di nuovo bene nel nostro piatto. Così. Nel frattempo la mia carissima alunna mi sta riscaldando il condimento. Condimento che sta da quell'altra parte ancora in padella. Vado ad appoggiare i miei dischetti di pasta verde. Quindi quelli verdi sono alla base. Sono un mezzo centimetro di diametro in più rispetto a quelli bianchi, così vediamo anche la pasta. Ok, anche perché abbiamo visto che quello più chiaro ha tutta la decorazione fatta con la foglia e sarebbe un peccato nasconderlo sotto. Ma quello lo mettiamo sopra appunto per fare vedere la bellezza di questa foglia di
prezzemolo, questa foglia di prezzemolo impressa nella pasta. E comunque il professore Guccione me l'aveva promesso che almeno 3 ravioli ci finivano nel piatto e sta mantenendo la promessa. Io sono venuta qui con l'intento di contare il numero di ravioli, non di passare dalle sfinge, giuro, ma volevo contare il numero di ravioli. Avevo detto 3. Sono 3. È il numero perfetto. È così. Poi voi lì siete 3. Certo. Vado a mettere un po' di condimento che abbiamo precedentemente fatto. Il nostro condimento ai frutti di mare. Lo mettiamo nei 3 ravioli. 1, 2 e 3. Lo poggiamo qui E bisogna... chiudiamo il nostro raviolo con il disco con la fogliolina impressa. Che poi è carino perché ogni fogliolino ovviamente viene fuori in modo diverso, non si può mai replicare uguale. È personalizzata, sì. Poi per arricchire il nostro piatto cominciamo a mettere qualche frutto di mare un po' nel piatto, così per decorare. Poi la mia carissima Angela mi sta preparando dei spinacini croccanti. Quelli che saltavano prima, sfrigolavano in padella col burro. Sfrigolavano in padella, sì. E per ultimare il piatto adagiamo i nostri pomodorini confit sul nostro spinacino croccante. Ma vedete che cose bellissime e ovviamente buonissime imparano a fare i ragazzi alla TED. E tra l'altro un'altra cosa che mi dispiace non vi possa arrivare a casa sono i profumi, perché qui è inebriante. Allora andiamo poi a completare il piatto con un po' del nostro sughetto. Mettiamo qualche fogliolina Di basilico fresca. del basilico fresca, 1 e 2, e poi la nostra Desiree ci mette un filo d'olio per completare il nostro piatto. E quindi il nostro piatto va bene così, già è completo. Un attimino, quindi abbiamo un raviolo aperto con frutti di mare, con spinacino croccante saltato al burro e pomodoro confit. Professore, posso contraddirti, non è completo. Cosa manca? La mia forchetta, manca la mia forchetta. Ma perché? No, devo andare di là, Comunque complimenti, è bellissimo, il profumo è strabiliante. Torniamo dall'altro lato. Facciamo il giro di qua? Facciamo il giro di qua perché avevamo lasciato... Lì continuano a riempire cannoli. No, io resto qui, io ve lo dico, io resto qui, stanotte dormiamo noi in cucina, prima svuotiamo tutto e poi ce ne andiamo. Ma che meraviglia! Questo è il risultato finito di quello che dovevamo ottenere. Abbiamo realizzato questa pizza al padellino tagliata in 6 spicchi, 8 spicchi a discrezione dell'operatore e poi farcita con una base di pesto di pistacchio di Raffadali, della burrata, il lattughino per dare un pochettino di croccantezza, dei filetti di salmone affumicato, poi abbiamo completato con una spuma di formaggi e poi è tutta decorazione dei fiori edibili, del pomodorino colorato, dell'arancia o dell'agrume disidratato, insomma, e delle zeste di limone, insomma, per pulire un pochettino il palato. Pochi centimetri da noi c'è il banco della pasticceria, però devo dire che la bellezza sembra quasi, ecco, mi viene da dire, sembra quasi un dolce per i colori, per l'aspetto così invitante, c'è un qualcosa che è bellissimo, cioè proprio fa venire voglia di assaggiarlo. Magari dopo si può. Non l'ho capito, qui si guarda e basta. Ragazzi, a voi fanno assaggiare le cose, scusate, o le preparate e basta? No, quando siamo in classe ovviamente assaggiamo quello che cuciniamo. Fa parte dei vostri compiti. Sì, certo. Questa è un'altra cosa importantissima da dire ai ragazzi che si vogliono iscrivere alla TED, almeno sanno che non è che preparano e basta, perché io già sto soffrendo ovviamente con contentezza, però, perché vi stiamo raccontando questi percorsi importantissimi di istruzione professionale. Vi ricordiamo che le iscrizioni sono aperte e quindi abbiamo avuto modo oggi di raccontarvi tutto questo. Salutiamo da qui? No, io cammino di là, vediamo che succede. Ciao ragazzi, io comunque io appena finisce la diretta torno, cioè faccio finta di salutarvi ma appena finisce la diretta torno. Allora, vogliamo anche salutare tutti i ragazzi del reparto estetica, andiamo di là a salutarli o facciamo da qui? Io resto qui
Mi metto qui dove ho questo bel cartellone dietro questo roll up che ci racconta appunto l'istruzione e la formazione professionale. Noi salutiamo e ringraziamo ancora una volta il direttore Tony Marfia che abbiamo incontrato prima. Con le telecamere di Io Compro Siciliano abbiamo modo di continuare a guardare le classi. Intanto, prima di salutarvi, voglio darvi un altro riferimento fondamentale, che è quello dell'email tedformazione@gmail.com. Potete scrivere per avere ovviamente informazioni sull'istruzione e la formazione professionale della TED, potete telefonare anche allo 091 640 1275 e prendere informazioni appunto sui tanti punti che si trovano disseminati tra Monreale, Palermo, Misilmeri, Belmontemezzagno, Carini, Corleone e Castelvetrano, dove la TED Formazione prepara tanti ragazzi in tante professioni diverse e quindi vi basta soltanto prendere informazioni per poi scegliere il vostro percorso. Chiudiamo qui questa diretta di Io Compro Siciliano dalla TED Formazione di Monreale e chiudiamo come? Salutando i ragazzi, salutiamo i ragazzi che sono intervenuti quest'oggi, salutiamo i loro professori, quindi siamo contentissimi di vederli. Oggi è una giornata diversa dal solito, quella qui in diretta su Io Compro Siciliano. Abbiamo visto i ragazzi che studiano cucina, pizzeria e panificazione, pasticceria, estetica, acconciature, insomma, noi siamo felici di avervi presentato questa bellissima realtà della TED Formazione in attesa di vedere questi ragazzi che diventeranno i grandi professionisti della nostra Sicilia di domani. Ciao a tutti e continuate a seguire gli appuntamenti di Io Compro Siciliano.